gruppo segnalato ancora compatto, ed ecco, vediamo allungatissimo. Ragazzi, prossimo giro traguardo punteggio, prossimo giro traguardo punteggio. Vediamo già, gruppo lanciatissimo. Abbiamo il primo e l'ultimo. Vediamo l'atleta Sidermek. 80, 121, 7. 80, 121, 7. Baccio, Paolo, prossimo giro traguardo a punteggio, prossimo giro traguardo a punteggio, l'atleta di Avola. Ed ecco, vediamo il gruppo sgranato con in testa, ricordiamo questo è Ferri, l'atleta bolognese Ferri Gregorio. Prossimo giro traguardo a punteggio, prossimo giro traguardo a punteggio. Prossimo giro ragazzi, traguardo a punteggio. Prossimo giro traguardo a punteggio. Giro traguardo a punteggio. Che sta sopraggiungendo, attenzione, volata.
l'atleta della Work Service Marchetti Moreno, l'atleta al primo anno nella categoria juniores. No, non è passato. L'atleta di Cittadella in provincia di Padova che ha corso le 3 sere del Garda in pista a Montichiari, oggi qui sotto la direzione di Ilario Contessa si aggiudica questo 59esima edizione Gran Premio Borgo Panigale Moreno Marchetti. Il vincitore della classifica finale dei traguardi volanti a punteggio è Igor Vasileschi della Italia Nuova Borgo Panigale. Allora, fate qua la foto insieme alla famiglia Guidi, alla Miss. Ecco, questo è il podio della classifica finale dei traguardi volanti a punteggio. Si tira Ilario Contessa, direttore sportivo della Work Service, ritira il premio dalla signora Bonfiglioli. Società dei primi 5 classificati, Coppa Officina Meccanica Fiorini, premia Roger Piana, va alla società ciclistica Sidermec. Fratelli Vitali, Gianluca Maffi e Simone Righi, i direttori sportivi della Sidermec. Decimo classificato, Coppa Partito Democratico Borgo Panigale, va a Ioli Cristian dell'Elite Service Campedelli Cesenatico. Premia Roger Piana. Coppa CONI Regione e va a Raffin Simone della società ciclistica Fontana Fredda. Di Pordenone. Ottavo classificato, Coppa SB Edil Impresa Edile, chiamiamo a premiare Nerino Drusiani, presidente della Coop Italia Nuova, che va al Cauz Michele, società ciclistica Fontana Fredda, Pordenone. Va ad Natriello Matteo, San Carlese, Phoenix Borghi Bike. La Coppa Provincia di Bologna che va a Donegà Matteo della San Carlese Phoenix Borghi Bike. A Guglielmino Davide Team Pamini. Mantovani, premia Roger Piana, va a Casadei Davide, Sidermec, Fratelli Vitali. Terzo classificato, medaglia d'oro a Corsi Riccardo, premia il signor Nerino Drusiani e va a Orlandi Federico Sidermec, Fratelli Vitali. Secondo classificato, medaglia d'oro Casanova Loris, premia il presidente Roger Piana, va a Gozzi Nicolò Sidermec.
Fratelli Vitali. Premia la figlia del signor Loris Casanova. E chiamiamo il vincitore di questa 59esima edizione del Gran Premio Borgo Panigale, Marchetti Moreno, Work Service 30. Prima vittoria per lui della stagione, prima vittoria nella categoria Juniores. Dopo una splendida stagione nella categoria allievi, 12 vittorie su strada per Moreno Marchetti, maglia tricolore a cronometro nel 2014, oggi qui a Bologna inizia la stagione con la sua prima vittoria.